piacere incontrare Giorgio Puppin in veste di vicepresidente di Vegal, questo organismo importante per la socialità e per l'accrescimento di questa terra magnifica che è la Venezia orientale. Ma innanzitutto ricorre il trentennale. Ma cos'è Vegal, Giorgio? È importante capire. Buona domanda. No, il Vegal è un ente di sviluppo che si occupa fondamentalmente di promuovere opportunità per il territorio dal punto di vista economico, e quindi attività di sviluppo economico, ma anche ambientale, turistico, comunque di crescita sociale. È un ente abbastanza complesso perché fondamentalmente si occupa di erogare finanziamenti, sono finanziamenti europei che poi vengono ridistribuiti a livello regionale. Ma non è solo un ente che fondamentalmente elargisce finanziamenti attraverso bandi pubblici, aperti poi ad una platea molto ampia di diversi organismi, di diversi operatori. È anche un vero e proprio asset strategico per questo territorio, perché si occupa in qualche modo di fare da promotore di iniziative condivise, programmatiche, strategiche, che vogliono sfruttare da una parte le eccellenze che ci sono in questo territorio, dall'altra anche promuovere quelle che sono delle necessità specifiche o delle opportunità di crescita, appunto in tutti gli ambiti, che sia lo sviluppo economico, sociale. Infatti si chiama Gruppo di Azione Locale Veneto Orientale. Racchiude appunto tutti i comuni che vanno fondamentalmente dal litorale, da San Michele, dal litorale fino al San Donatese, tutti i comuni in area rurale che possono partecipare. E all'interno di questa area i bandi del Vegal, diciamo questo programma di sviluppo locale, è aperto fondamentalmente ad un'ampissima gamma di operatori che vanno dagli enti pubblici, università, centri di ricerca e quant'altro, fino a le imprese, ovviamente le imprese agricole. Molti dei fondi pubblici vanno alle imprese agricole, sia per sviluppare attività agricole ma anche attività connesse all'agricoltura, e poi ci sono comunque una serie di finanziamenti per tutte le imprese, per qualsiasi tipo di imprese commerciali, artigiane e quant'altro. Questo ne è un esempio. Uno dei tanti, quindi un organismo senza finalità lucrative che mette insieme tante persone che provengono dal pubblico e dal privato per lo sviluppo dei territori che magari godono di meno visibilità rispetto ad altri. Peraltro adesso nell'arco dei prossimi 2 mesi si apriranno tutta una serie di nuovi bandi dedicati appunto sia all'agricoltura che al settore del commercio che al settore dell'artigianato e quant'altro. Quindi ci sono tante opportunità da sfruttare, secondo me, per far crescere questo territorio. Basta saperle cogliere, basta contattare Vegal e entrare appunto, come diceva Giorgio, banalmente sul sito vegal.net. Se sei d'accordo, entriamo a festeggiare io e te da Matteo in quello che un tempo era un casoin, oggi è un bar, una pizzeria, un luogo di aggregazione che ha usufruito anche dei vostri fondi. Perfetto. Andiamo?